Un applauso a Antonio Murti. Adesso il capocannoniere Giuntadore ritira le medaglie per i portatori dei Junior 41. Manifestazione bellissima, è una manifestazione che è organizzata, che porta ad organizzare una cosa che era tradizionalmente, che ancora oggi è presente nella nostra città. Tutti sappiamo che nel periodo prima dei candelieri tutti i giovani ragazzi si inventano un candeliere e girano per la città a suono dei tamburi. Questa è la raccolta che noi abbiamo fatto, di una volontà, di una scelta, di una tradizione spontanea che vuole essere l'apertura della strada per coltivare sempre di più questa che è una tradizione vivissima e legata sempre di più alla storia dei greni, della nostra città e dei candelieri. Io credo che noi abbiamo il dovere di continuare per questi giovani a lavorare per una città che sia più bella, più buona, più giusta. Ci stiamo provando con tutte le difficoltà, dobbiamo continuare perché si può fare, lo possiamo fare insieme e soprattutto lo dobbiamo fare per noi, ma soprattutto per questi giovani che devono crescere con la cultura e le tradizioni in una città più bella e più accogliente.
del 2005 ed è dei Mini Fabbri Dui. Mi dicono che Riccardo Tagliolo, eccolo qua, e lo premia il signor Sindaco. Non dobbiamo dare. Devo dire che c'è una coincidenza, è nato lo stesso giorno e lo stesso mese in cui sono nato io, soltanto con 50 anni dopo, insomma. Facciamo un grande applauso a Riccardo, ci facciamo sentire tutti. La seconda premiazione riguarda la migliore esibizione e quest'anno la giuria ha deciso di premiare il candeliere della Mini Mercedes e chiamo il capocandeliere. Voi ragazzi, voi vi fate male. Il capocandeliere Alessandro Solinas a salire sul palco e consegnerà il premio il presidente dell'Intergremio, signor Gavino Toschifilo. La targa per la migliore esibizione. Bravo Alessandro. Il terzo riconoscimento è per il miglior tamburino e quest'anno se lo aggiudica il tamburino del candeliere dei muratori, Alessandro Lameni. Oh scusate, Bruno manca, ho letto male, abbiate pazienza. Perché doveva fare la premiazione l'assessore Mameli e io ho fatto l'errore, vabbè, pensate. Premia l'assessore Mameli, grazie, scusate. Un applauso a Bruno. Allora, siamo al quarto riconoscimento, speriamo di non sbagliare più. Il premio per il miglior capocandeliere. Quest'anno se lo è aggiudicato il capocandeliere dei Mini Macellai, Alessandro Delias, che invito a salire qua sul palco, e viene premiato dal Presidente del Consiglio Comunale Monica Spanetta. Volevamo donare a nome di tutti noi dell'Intergremio, insomma di tutti quelli che abbiamo partecipato a questa discesa, una targa ricordo al sindaco. Nella targa c'è scritto che l'Intergremio Città di Sassari al sindaco Gianfranco Ganao con stima e riconoscenza per aver valorizzato la discesa dei piccoli candelieri, e il premio simbolicamente viene consegnato dal più piccolo di noi, che oggi è Riccardo.